In diretta nuovamente, buongiorno a tutte e a tutti per l'approfondimento come di consueto dedicato alla CGIL. Quest'oggi il tema è quello delle tutele previdenziali per i lavoratori in merito ai problemi di salute. Parliamo di malattia comune e patologie causate dal lavoro. Lo facciamo insieme a Valentina dalle Feste, responsabile dell'area danni alla salute del patronato Inca della CGIL di Treviso. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti. Grazie intanto per essere qui. È un tema che è molto sentito. Oggi quello che noi ci proponiamo di fare è cercare di dare delle informazioni in merito a questo, perché c'è ancora poca conoscenza magari delle tutele che i lavoratori e le lavoratrici hanno in questo senso. Come sempre sopra di me lo vedete il numero in sovraimpressione per intervenire in diretta, chiedere informazioni, raccontare insomma le vostre storie. Valentina è qui per rispondervi e la ringraziamo in principio. Dunque, tutele previdenziali, innanzitutto di cosa parliamo? Allora, noi parliamo di un evento che più comunemente viene definito malattia, un evento che noi non possiamo controllare, ma la definizione e gli ambiti di applicazione di questa tematica cadono in modo diverso e hanno delle ricadute differenti a seconda che siano di natura professionale, quindi patologie o situazioni morbigene causate appunto dall'attività di lavoro, oppure nel caso in cui derivino dalla semplice appunto casualità, familiarità e una serie di altri elementi che contraddistinguono la malattia comune. E con questa prima definizione facciamo la grande separazione tra i due istituti che in questo caso andiamo a interpellare. Quando parliamo di patologie o lesioni che dipendano dall'attività di lavoro andremo a bussare alla porta dell'INAIL. Nell'ipotesi in cui invece ci dovessimo trovare di fronte alle patologie extralavorative, quindi le malattie di cui noi tutti possiamo soffrire, andremo a bussare alla porta dell'INPS. E arriveremo a sciorinare un po' tutti i temi. Partiamo innanzitutto dalla definizione, cioè che cosa significa infortunio lavorativo. Sappiamo che è in essere anche nel momento in cui ci si reca o si torna a casa dal lavoro, e spesso questo non si sa. Certo, allora la fattispecie a cui si riferiva lei nello specifico è l'infortunio in itinere. In itinere è una locuzione latina che sta a significare mentre sto andando. È stata un'introduzione normativa un po' più recente rispetto all'infortunio classico in occasione di lavoro. L'infortunio classico è mi schiaccio una mano mentre sono a una pressa, cado dall'impalcatura mentre sto facendo il mio lavoro di muratura. L'infortunio in itinere invece è l'accadimento, cioè l'infortunio che incombe nel momento in cui mi trovo sul percorso per andare o tornare dal lavoro o per spostarmi da un luogo di lavoro all'altro. Chiaramente potete solo immaginare quanto sia complicato riuscire a identificare queste fattispecie, soprattutto perché spesso nell'esperienza che ho avuto e che ho quotidianamente nel mio lavoro incappo in molte persone che purtroppo ignorano la normativa e quindi non vedono soddisfatti i loro diritti. E come si fa a farli valere? Allora, intanto bisogna, il mio consiglio chiaramente, gioco in casa, è quello di rivolgersi a un patronato. Io rappresento il patronato Inca a Treviso e lo dico convintamente perché rispetto anche all'infortunio sul lavoro di cui si parlava poc'anzi, le caratteristiche dal punto di vista giuridico sono davvero complesse, quindi ci sono degli elementi essenziali che identificano questa fattispecie, dall'occasione di lavoro che deve essere dimostrata, al fatto che ci debbano essere altri elementi caratterizzanti, la causa violenta. Voi potete pensare che un lavoratore nella migliore delle ipotesi si rivolge al pronto soccorso ma ignora di fatto tutta la normativa che sta alla base di questo evento. E i lavoratori stessi conoscono, spesso gli infortuni sono legati soprattutto a settori in cui il corpo del lavoratore è coinvolto in primo piano nel lavoro quotidiano. Sono a conoscenza dei loro diritti e di queste possibilità? Allora, come dicevo, molto spesso no.
Ci sono anche delle consuetudini errate nel convincimento di fare la strada giusta, per cui a volte accade che il lavoratore stesso che si infortuna non si rivolga direttamente al pronto soccorso, che magari aspetti, cerchi di capire se la soluzione arrivi o anche la guarigione, e questo chiaramente determina un rallentamento della procedura amministrativa e una complicanza anche nel percorso, no? Quindi il lavoratore ignora che rispetto a un infortunio noi abbiamo una risposta previdenziale che ricade in termini di tutele sanitarie ed anche tutele economiche. Mi spiego meglio. Sì. Faccio spesso questi esempi per arrivare alle persone che incontro. Se io cado da una scala e sono nel giardino di casa, chiaramente non avrò l'ipotesi dell'infortunio lavorativo, e se nell'ipotesi specifica rimanessi zoppo, questo sarebbe solo ed esclusivamente un problema mio. Certo. Nel momento in cui dovessi invece accadere in ambito lavorativo, ecco che l'INAIL mi risponde in termini appunto anche di prestazioni sanitarie per 10 anni. Quindi per un lavoratore che ha un danno permanente rispetto a un concetto di integrità psicofisica nel complesso valutata, l'INAIL mette a disposizione delle prestazioni che davvero le persone ignorano. Per esempio l'esenzione del ticket per il problema acquisito, la possibilità quindi di fare degli esami strumentali, degli accertamenti diagnostici chiaramente senza pagare, anche il fatto di fare le cure termali, la possibilità di avere delle protesi o degli ausili, in questo caso pagati dall'istituto, la possibilità anche di aprire dei periodi di ricaduta nell'ipotesi si verificasse la necessità di interventi chirurgici postumi, ed anche a livello economico una forma di risarcimento che sta a significare un rimborso sostanzialmente per il venir meno delle condizioni iniziali. Certo. Quindi io inizio a lavorare, sto benissimo, cado da questa maledetta scala, mantengo un danno permanente, questo viene valutato con delle tabelle. Ci sono di fatto delle tabelle di menomazione in base all'età, quindi le persone più giovani valgono, mi passate sto termine così, un po' di più, e viene risarcito un danno quando la percentuale si colloca tra 6 e il 15%. Per i danni più importanti l'INAIL risponde, pensate, con delle rendite vitalizie. Cioè significa una somma di denaro che viene corrisposta indipendentemente dalle condizioni economiche per tutta la durata della vita del lavoratore, quindi anche dopo il pensionamento. Ma quello che mi viene da chiederti, ci diamo del tu, nel momento in cui un lavoratore ha un infortunio non causato, cioè causato per X motivi, quali sono i primi passi che deve fare per poter vedere riconosciuti questi diritti? È una buona domanda, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Allora, di fatto io mi viene da pensare che non essendo a conoscenza dei diritti di tutela che esistono, diventa poi anche difficile magari richiederli nel momento in cui si scoprono, magari è troppo tardi. Non so se ci sono delle tempistiche, magari diamo anche indicazione su questo. Le tempistiche ci sono, perché nel momento in cui io non dovessi denunciare un infortunio, uso questo termine improprio perché la denuncia di infortunio di fatto è un onere in capo al datore di lavoro, però non dovessi dichiarare, allora diciamo così, l'evento infortunio, ho 3 anni di fatto per farlo, con tutte le complicanze che derivano da questo, no? Per cui se dovessimo tracciare, stilare un elenco delle buone norme o delle buone prassi, consiglierei ai nostri telespettatori, dovessero incombere in questa circostanza, di rivolgersi subito avvisare chiaramente il proprio responsabile, andare al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, dichiarare che sia accaduta la questione durante il lavoro, e in questo modo il pronto soccorso emetterà un verbale con le annotazioni rilevate dal lavoratore e inizierà il percorso amministrativo.
Infortunio sul lavoro che si può riferire per esempio a macchina aziendale, tamponamento, colpo di frusta, come infortuni molto più gravi che poi cambiano la vita delle persone. Certo, nella mia esperienza lavorativa purtroppo ho avuto a che fare con infortuni molto gravi e chiaramente anche che hanno determinato la morte dei lavoratori, quindi oggi è un'occasione molto utile per ricordare alle persone che la prevenzione è molto importante anche in questo campo, che l'informazione è molto importante in questo campo perché non è possibile morire di lavoro e purtroppo le statistiche sono sempre più in aumento, anche dei casi mortali. Prima parlavamo di quello che può accadere dal semplice infortunio su un macchinario. Anche qui potremmo aprire delle parentesi rispetto anche a un mondo dove c'è forse un'attenzione molto circoscritta, così usiamo degli eufemismi, rispetto a un rigore che dovrebbe essere innato, perché, ripeto sempre, io mi alzo la mattina per andare al lavoro e spero di ritornarci alla sera. Certo. Quindi, posto e premesso poi la questione dell'infortunio in itinere che magari approfondiamo, certo, perché è abbastanza di cronaca anche quella, no? Assolutamente, abbiamo modo in quest'oretta che staremo insieme anche di entrare più nel dettaglio. Prima magari facciamo una panoramica generale perché dopo aver capito cosa può fare un lavoratore quando subisce un infortunio parliamo di cosa prevedono i contratti nazionali in tal senso. Allora, questa è una domanda altrettanto interessante perché chiaramente allora io mi riferisco per lo più a, potrei dire al 98% dei contratti nazionali. Tutto il periodo di assenza da lavoro per un infortunio sul lavoro, per una malattia professionale, viene considerato inabilità assoluta al lavoro. E la cosa che è un elemento, se volete, dirimente, davvero differente rispetto alla malattia comune, è che questo periodo, nella maggior parte dei contratti nazionali, non rientra nel conteggio, nel computo del periodo di comporto. Il periodo di comporto, per i tecnici, è il periodo di conservazione del posto di lavoro. E quindi essere in infortunio o essere assenti per una malattia professionale cambia sicuramente il futuro e le prospettive del lavoratore, soprattutto in termini di tempo di assenza dal lavoro. Certo, poi magari ritorniamo anche su questo. C'è una domanda al telefono. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Roberto da Padova. Ciao Roberto, buongiorno, dici tutto. Buongiorno, io volevo chiedere, a me è successo di avere un infarto durante il lavoro. Sono rimasto a casa un anno, dopo un anno continuativo di malattia sono rientrato al lavoro. Nel frattempo ho cercato di informarmi presso l'INAIL per sapere che cosa dovevo fare, se c'era qualche, non lo so, riconoscimento della malattia, qualcosa di particolare. Mi hanno detto assolutamente no, perché è una malattia, poteva essere una malattia congenita e quindi all'operaio nulla era dovuto. Volevo capire se allora, se è vero o no o se mi è stata data un'informazione non corretta. Allora, le rispondo, cerco di essere chiara, poi se non è abbastanza me lo dice. Quando parliamo di infortunio, prima ho detto in premessa che ci sono degli elementi essenziali. Uno di questi è la causa violenta. La causa violenta in giurisprudenza si considera qualcosa che dall'esterno ci colpisce, ci ferisce e determina un'inabilità. Nel caso dell'infarto, la causa non è esterna e quindi se lei avesse fatto, infatti era una delle domande che magari potremmo approfondire anche se lei vuole anche nel mio studio, nel mio ufficio, l'azienda a mio avviso avrebbe potuto comunque farla la denuncia di infortunio, giusto per
per obbligo, ma di questo possiamo parlarne. La risposta che le do è questa: formalmente l'infarto è qualcosa di endogeno, quindi non rientra nella fattispecie tipica, però le dico anche che nella mia esperienza, insomma, non ho gestito io questa causa, ma è una causa che è andata in Cassazione e ha aperto chiaramente dei ragionamenti diversi, perché sapete, questa è una materia molto interessante, perché la casistica determina dei precedenti. Certo. Quindi lo dico a lei perché ha portato oggi questo argomento. C'è una Cassazione che parla proprio del caso di un soggetto che ha avuto appunto aveva avuto un infarto e di fatto poi fu riconosciuto come infortunio lavorativo. Però ecco, l'informazione che le sto dando la invito a prenderla un po' con le pinze, per cui le ripeto, lasci poi il suo riferimento telefonico e magari ci diamo un appuntamento. In quel caso finirono in Cassazione, fu dimostrato che non si trattava di una malattia comune, perché riuscirono a provare che il soggetto aveva un forte periodo di stress dal punto di vista lavorativo, perché era una persona che stava seguendo l'apertura di 3 punti vendita di negozi differenti, e la sera in cui accadde questa persona si era trattenuta al lavoro ben oltre il suo orario, per cui lei immagini che tipo di percorso eventualmente si debba fare. Quindi io dico sì, all'interno della nostra struttura noi abbiamo anche tutto la possibilità di proseguire e adire le vie legali, però io dico sempre dobbiamo fare i conti con l'oste, cioè dobbiamo capire bene i dettagli, la possibilità di avere delle testimonianze e di ricostruire un'esposizione di un certo tipo. Poter in qualche modo dimostrare che l'eccesso di stress abbia potuto portare a... Esatto, perché l'istituto sicuramente ha risposto nella maniera in cui prevede il testo unico, e quindi che quello è un rischio che incombe genericamente su qualsiasi cittadino, e quindi non c'è più la correlazione diretta, cioè l'evento causale lavoro sull'infarto. Questa è la risposta che probabilmente le hanno dato. Certo. Ha capito? Quindi l'occasione, cioè il luogo di lavoro c'era, sicuramente la prognosi superiore ai 4 giorni, ovvio che sì, me l'ha detto, è stato a casa più di un anno, ma mancava la dimostrabilità di un nesso di causa diretto. O meglio, così dice il testo unico, con tutte le riserve. Grazie intanto Roberto, che ci ha dato anche il là per riuscire a spiegare più approfonditamente. Grazie mille Roberto e buona giornata. Allora, detto questo, quello che anche Roberto che ha chiamato ha sollevato è anche il fatto di scontrarsi con un mondo che da lavoratori, magari se già non si conoscono le tutele, se già non si conoscono i diritti a cui, che prevede il contratto nazionale con cui siamo assunti in una tale azienda, questo porta a scontrarsi con una burocrazia che sembra più grande di noi. Certo. Voi siete nel patronato proprio per aiutare le persone in questo, però il primo passo è proprio come, e riprendiamo da dove ci eravamo lasciate, muoversi, fare il primo passo e capire cosa fare nel momento in cui succede qualcosa. Certo, perché di fatto è un ginepraio di normative e già il lavoratore, soprattutto in tema di salute, e poi magari lo vedremo anche in altro ambito quando si parla di patologie oncologiche, ha altri pensieri, altre preoccupazioni. Certo. Per cui io ricordo ai telespettatori la possibilità di raggiungerci. Noi siamo praticamente ovunque, nel senso che abbiamo delle zone, siamo raggiungibili facilmente, e la nostra struttura offre l'affiancamento dal punto di vista medico-legale ed anche legale per quanto riguarda tutto quest'ambito. Quindi è un servizio che secondo me risponde all'esigenza di avere degli elementi per riuscire davvero a vedere tutelati i propri interessi. E soprattutto, tra virgolette, non aver paura di affrontare determinati istituti, perché sono istituti previdenziali che sono fatti per le persone. Esatto, infatti l'obiettivo dell'INAIL e anche dell'INPS è quello di dare risposte quanto prima possibile nel rispetto dei diritti del cittadino. Poi rispetto a questo
ci stiamo anche noi, che magari riusciamo a raggiungerli un po' di più. Ecco. Valentina, prima di passare alle malattie professionali, quello che mi viene da chiederti è come riuscire a gestire da persona che ha subito un infortunio, magari anche una mancanza grave, un infortunio grave, tutto questo, ovviamente rivolgendosi a voi, ma anche nel caso del signor Roberto, ci sono dei tempi entro cui fare queste cose? Per esempio oggi prendo lei Roberto, non so se ci sta ancora ascoltando come esempio, ha avuto questo problema legato appunto a un infarto nel posto di lavoro e dopo quanto tempo? Allora io direi in termini massimi la causa è 3 anni e 120 giorni, ma ripeto, nel caso di prima vi dico di prassi, le aziende dovrebbero procedere comunque a una denuncia di infortunio, per cui invito il signore telespettatore davvero a lasciare il suo riferimento telefonico, così magari lo sento. Allora se vuole richiamare la regia, Roberto prende nota del suo numero. Noi abbiamo, chiedo alla regia se c'era una telefonata in arrivo. È caduta la linea, quindi ci richiamerà e chiediamo a chi aveva chiamato di richiamare, siamo pronti a rispondere. Intanto continuiamo con... Il comporto forse? Sì. L'avevamo interrotto. Sì, siamo qua. Allora, no, era una cosa importante perché stavo dicendo, spostando un po' l'obiettivo sulle malattie professionali, che poi sono quelle causate dal lavoro. Fate conto che il 90% delle patologie dell'apparato muscoloscheletrico vanno a colpire appunto i lavoratori che hanno tutti i giorni l'esposizione a dei rischi di sovraccarico funzionale, agli arti, alla schiena, al rachide. Certo. Voi dovete pensare che un'operazione di riparazione, faccio un esempio abbastanza comune che incontro, alla cuffia dei rotatori, in questo caso mi viene da pensare a un tinteggiatore, un imbianchino, anche come lavoratore autonomo, perché in questo mondo l'assicurato INAIL non è solo il dipendente, è anche il lavoratore autonomo, che spesso è ignaro di di queste modalità. Quindi la cuffia dei rotatori nell'imbianchino piuttosto che nell'operaio sottoposto a movimenti ripetitivi al di sopra della spalla, chiaramente incombe nell'usura dei legamenti. Allora il lavoratore chiaramente prova a rispondere come può, iniziano dei periodi più o meno lunghi di assenza, il contratto nazionale quindi, come dicevamo poc'anzi, ha delle regole in questo senso, per cui superato un certo periodo abbiamo detto che non c'è più l'obbligo il diritto al mantenimento del proprio posto. E quindi se riusciamo a intervenire in tempo, questo lo dico davvero come monito, cioè se riusciamo a capire che quello che abbiamo e che ci invalida e quindi interviene in maniera pesante anche sulla qualità della nostra vita, può essere correlabile al lavoro che facciamo, ecco, questo è un primo passo di consapevolezza. Quindi rivolgetevi al patronato, noi abbiamo dei medici del lavoro tra l'altro che si occupano nello specifico delle malattie professionali. Perché? Perché se io mi porto a casa la malattia professionale INAIL e poi devo sopperare un'operazione chirurgica con tanto di riabilitazione, ovviamente sforo il tempo contrattualmente previsto, in quel caso non posso essere licenziata. Valentina, facciamo una cosa, sono le 14, diamo la pubblicità così stiamo nei tempi televisivi. No, c'è una persona al telefono e poi diamo la pubblicità. Buongiorno, con chi parliamo? Con Viale Vittorio. Grazie Vittorio, buongiorno. Quale domanda vuole porre, Valentino? Volevo porre alla signora Valentina o alla dottoressa per quanto riguarda l'infortunio che ho avuto io, se mi aspetto. Volevo chiedere alla dottoressa, per cortesia. Non sentiamo bene, signore, non so se si può spostare. Volevo chiedere alla dottoressa per quanto riguarda...
Nulla, non la riusciamo a sentire, si interrompe. Le chiedo di abbassare il televisore e di sentirci solo dal telefono, perché così riusciamo a dialogare in tempo reale, se no c'è sempre un po' di lasso di tempo e riusciamo a sentirla. No, Prego. volevo chiedere alla dottoressa per quanto riguarda... Suspense. Sì, perché ci sta ascoltando dal televisore. Pronto? Siamo qui. Pronto, mi sentite? Siamo qui, signor Vittorio, prego. Io volevo chiedere alla dottoressa per quanto riguarda il mio infortunio. Quando arriviamo al dunque... Sì, sì. Volevo chiedere per quanto riguarda l'infortunio mio del 21 maggio del 1966. Mi davano le scarpe, l'INAI mi dava la fornitura delle scarpe ortopediche e mi davano i gambaletti elastici nella gamba destra che mi sono fatto male. E allora, siccome che io per deambulazione, dottoressa, non cammino più tanto, le scarpe non le prenderei, ma mi serverebbe i gambaletti elastici, me li possono dare ancora oppure no? Allora, signor Vittorio, Mi dica. allora, l'infortunio del 65 è andato e prescritto. 66, scusi. È andato e prescritto anche in termini di forniture di ausili. Però io quasi quasi le potrei suggerire un'altra cosa, cioè il piano B. Potrebbe essere interessante, io adesso ignoro la sua età, però potrebbe essere magari interessante provare a fare una domanda di invalidità civile, che così questa cosa ci permette di introdurre anche un altro argomento che avremo trattato oggi, perché con l'invalidità civile si ha diritto a degli ausili, per cui magari se questo rientra nelle cose certificate dal suo medico, lei poi può fare la richiesta di fornitura direttamente all'ASL. Ok? Però per rispondere alla sua domanda, no, non è più possibile utilizzare quello che le davano prima, perché la durata in questo caso era dei 10 anni, d'accordo? Pronto? Le posso dire una cosa, scusi? Sì, certo. La mia figlia mi ha fatto fare la visita, come dice lei, all'USL. Io ho il 100%, mi hanno dato il 100%. È invalidità, perché ho problemi di cuore, insufficienza renale, io ho il 100% di invalidità. Con quel verbale che lei ha già... Se io ho il verbale al 104 dove ho tutto. Perfetto, con quello si deve rivolgere all'USL e le danno i presidi gratuiti. Poi a Treviso ci sono delle cose, io non mi ricordo da dove lei sta chiamando, ma già allora con quel verbale... Lupia, paesino della provincia di Venezia, Campagna Lupia, presso Dolo, quei paesetti là. Allora vada a chiedere maggiori informazioni al suo medico di base, le dice dove rivolgersi, ma lei ha già il verbale, quindi è già a buon punto. Va bene. Grazie Vittorio, intanto grazie a Valentina per questa delucidazione. Noi andiamo in pubblicità qualche minuto, poi torniamo a parlare di malattie professionali, entriamo più nel dettaglio, tra poco. Tornati in diretta dopo la pubblicità, sempre insieme a Valentina dalle feste della CGIL di Treviso. Stiamo parlando di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Dopo aver sciorinato tutti i temi possibili, anzi ce ne sarebbe in realtà da parlare ancora sugli infortuni, e grazie anche all'A che ci è stato dato da voi telespettatori abbiamo potuto approfondire diversi temi legati proprio agli infortuni sul lavoro. Stavamo accennando, cominciando a parlare, entrare più nel dettaglio delle malattie professionali e delle indennità, se non ricordo male, che possono spettare a determinate categorie di lavoratori. Ripartiamo da qui, Valentina. Allora, ripartiamo dalla cosa fondamentale che dovrebbe spingere un lavoratore a muoversi in questi termini.
la conservazione del proprio posto di lavoro, perché come spiegavo nel momento in cui ho una patologia che richiede un'assenza dal lavoro per tempi prolungati, il primo rischio è quello di essere licenziati. Il secondo rischio è l'idoneità alla mansione specifica. Qui io non vorrei essere troppo capziosa, però quello che vi dico per esperienza diretta è che spesso il lavoratore forse è il primo che si auto-sabota, cioè, sì. E praticamente dice sì è vero, ho questo problema, però preferirei che non venisse detto, preferirei non evidenziarlo perché altrimenti il rischio è quello di essere licenziato. Certo. Allora, chiaramente se io ho una patologia che sia lavorativa o extra lavorativa che va a incidere sulla mia capacità di lavorare, di fare quella mansione, purtroppo ho l'evidenza oggettiva di essere ammalato, però certo. Se riesco a muovermi, quindi attivare quella tutela prima, riesco ad ottenere un riconoscimento di invalidità più genericamente definito, per cui una legge che è abbastanza nota, che è la legge 68 del 99, ho la possibilità di non essere licenziato, cioè nel momento in cui si dimostra che il lavoratore ha contratto delle disabilità nel corso e per causa di attività di lavoro, c'è un comma di questa normativa che impedisce il licenziamento. E questo ha un senso, perché se io, datore di lavoro, spremo il lavoratore come un limone e poi gli dico guarda, ti indico la porta, accomodati, certo. Non sarebbe costituzionalmente corretto. Un'altra domanda al telefono, eccoci qua, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, con signora Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo esporre ho mio fratello di 53 anni che le è venuto alle artrosi ancora 2 anni fa, sì. E dicono che è dovuto dal lavoro, perché ha le anche e le braccia, le spalle, è compresamente tutto. Se va avanti di questo passo, purtroppo resterà in carrozzina oltre i 60 anni. Sta facendo delle cure, però quando le prende i dolori deve rimanere a casa come questa settimana qui. Volevo capire cosa si può fare a riguardo avere, a parte l'invalidità, guida il camion dell'azienda, porta i bancali, le cose della ditta, una ditta dall'altra, e questo lavoro fa. Però carica, scarica e su e giù, è sempre di corsa e fa tanta ginnastica a piedi, perciò fa male dappertutto, va a casa sera piangendo. Volevo capire che introduzione possiamo fare, perché l'invalidità, se la passa invalido, non può più lavorare di quel settore lì e non è altrimenti da fare. Che strada deve prendere lui per essere curato, aiutato riguardo questo lavoro, questa situazione che è successo? E questo le è successo dopo i vaccini che ha fatto del Covid. Esattamente 3 mesi dopo le è scoppiato questo macello. Volevo capire qualcosa in più. La ringrazio infinitamente, buona giornata. Grazie a lei signora, magari omettendo la parte clinica del signore, sì, entriamo nel dettaglio invece della sua storia lavorativa. Allora, questo è l'esempio di scuola, no? Cioè il lavoratore che fa un tipo di mansione impattante, dopo anni che fa questo tipo di mansione accusa dei problemi di salute abbastanza importanti. Quindi in questo caso c'è da pensare bene che il lavoro sia la causa delle patologie. Quando esiste una correlazione di questa natura, la strada da percorrere è quella della domanda di riconoscimento di malattia professionale o di malattie professionali. La signora parlava di spalle, ma poi c'è anche il gomito, l'epicondilite, la tendinopatia delle spalle, i problemi alle mani, tunnel carpale, insomma potremmo stare qui fino a questa notte a parlare delle patologie dell'apparato muscoloscheletrico che non vedono grandi riscontri in termini di riconoscimento di invalidità civile. Nel senso che poi magari quando parleremo di invalidità sarà un po' più chiara, l'invalidità civile ha un sistema valutativo che è strettamente correlato alle condizioni economiche dei soggetti.
Quindi un lavoratore attivo come il signore che ha 53 anni e che si trova in impasse perché non riesce ad andare al lavoro e si riempie di occhi, nella migliore delle ipotesi, chiaramente ha un problema di gestione del suo lavoro, no? Certo. Quindi corre l'assenza per malattia comune, lui peggiora sempre di più perché evidentemente non viene tolto dal rischio che è a causa del suo problema, e alla fine poi la capirete da soli, no? A un certo punto c'è un'inidoneità che è evidente, perché se il signore non riesce più a fare quello per cui è stato assunto, chiaramente il medico aziendale non può che verbalizzarlo. È chiaro che dobbiamo intervenire prima, quindi dico alla sorella di questo lavoratore di contattarci, lasci chiaramente il suo riferimento telefonico e la richiamerò io. Lo scopo sarà quello di capire se a livello diagnostico ci troviamo di fronte a delle malattie di origine professionali oppure di malattie comuni. L'artrosi potrebbe essere una malattia comune. Io non sono un medico, quindi non mi addentro in questo ambito, ma in sede di appuntamento verificheremo quale sarà la strada da prendere. Potrebbe essere interessante approfondire anche le risposte previdenziali in ambito INPS, perché poi anche questo è messo a disposizione, per cui ci contatti. La cosa che emerge, Valentina, da questi tuoi interventi è che comunque e forse anche il bello di questo, ogni persona ha una storia a sé, esatto. E proprio perché ha una storia a sé ha determinate possibilità per accedere alle tutele di cui esatto. potrebbe avere diritto. Esatto, quindi è molto importante fare la fotografia del lavoratore che arriva, capire se è una persona attiva, quanti anni ha, quanto tempo manca al suo pensionamento, che tipo di azienda fa, le mansioni che svolge, e quindi questo rientra in un ambito consulenziale molto delicato che però dà delle risposte concrete. Entriamo più nel dettaglio, volevo chiederti quali sono le risposte di previdenza che sono previste proprio per le malattie. Ecco, allora apriamo la porta all'INPS. E all'INPS pensiamo notoriamente all'invalidità civile, nel senso che in verità serve una prestazione ASL, comunque l'invalidità civile alla legge 104 e poi alle pensioni vere e proprie. Allora, la malattia comune può essere causa di una pensione anticipata. Per cui i contributi che noi lavoratori dipendenti e i nostri datori di lavoro versano all'istituto assicuratore, cioè all'INPS, hanno la finalità di assicurarci, appunto, di darci un premio, cioè la pensione in caso di vecchiaia e di inabilità lavorativa, nonché di, appunto, sì, in caso di morte, no, di decesso. Certo. Sono i contributi VS. Oggi parliamo di quelli che noi paghiamo direttamente o che ci pagano finalizzati a questi trattamenti previdenziali. Quando quindi io ho una patologia gravemente invalidante, e mi riferisco purtroppo alle patologie oncologiche, ma non solo, quindi anche le patologie degenerative, voi dovete capire che dobbiamo rapportarci a situazioni croniche difficili. Possiamo avere delle risposte da questo punto di vista, ma è corretto, no? Tu non stai più bene, come fai a lavorare con l'innalzamento della soglia dell'età a 67 anni, certo. tipo il signore di prima, certo. piuttosto che al fatto che l'anzianità sia passata a 43 anni, insomma c'è un allungamento dell'esposizione lavorativa che fa ben pensare. E che non può valere per tutti i lavori. Esattamente. Certo. E quindi ecco, lo Stato mette a disposizione delle risposte. Quali? Allora, direi la cosa più... una delle risposte è l'assegno ordinario di invalidità. Allora, guardate, è una soluzione forse anche poco conosciuta, mi permetto di dare questa risposta perché la maggior parte delle persone pensa all'invalidità civile. Ma io dico sempre che l'invalidità civile forse è il vestito giusto per un soggetto che è al di fuori del mondo del lavoro, per cui nella prossima risposta mi rivolgo ai lavoratori attivi che hanno un problema di salute extra lavorativo. In questi casi la prima cosa da valutare è la posizione assicurativa del soggetto.
Se noi vediamo che, noi all'interno del patronato, vediamo da estratto che il soggetto ha almeno 3 anni di contributi negli ultimi 5, possiamo consigliare al lavoratore di far compilare al proprio medico di base un certificato che ha un nome tecnico, si chiama SS3. Il medico di base compila ed invia telematicamente questo certificato all'INPS e poi il lavoratore si rivolge al patronato per l'inoltro della domanda amministrativa. Che cos'è che si va a vedere in questo caso? La valutazione del requisito sanitario viene fatta dall'apparato dei medici legali dell'INPS. E questi devono capire se la capacità lavorativa, guardate, non è la gravità della patologia, è la capacità lavorativa del soggetto. Pensate, la frase, proprio la formula è inattività confacenti, quindi si dice, no? La tua capacità di fare quel lavoro concretamente, se è ridotta a meno di 1/3, allora lo Stato dice, guarda, io prendo in considerazione il tuo percorso lavorativo, calcolo e liquido i tuoi contributi come se dovessi andare in pensione domani, ma di fatto non ti liquido la pensione, perché ha un altro nome, si chiama assegno ordinario di invalidità INPS, legge di riferimento la 222, ed è una buona risposta, perché in verità il lavoratore che non sta bene in questo modo può vedersi pagare, liquidare un'entrata e mantenere il suo posto di lavoro, magari modificando le tempistiche, no? Certo. Riduco il mio tempo di lavoro perché non sto bene, però ecco che mi entra in casa questa specie di pensione. È un assegno, va rinnovato ogni 3 anni e dopo il 3° rinnovo, quindi teoricamente anche prima, perché poi l'istituto chiama spesso a revisione anche prima, viene riconfermato il dato sanitario e poi viene trasformato in pensione al raggiungimento di uno dei requisiti autonomi per il pensionamento. Quindi guardate, questo è un aiuto importante che è un compromesso alla fine. Il lavoratore riesce a barcamenarsi in questo caso e molti appunto non la conoscono questa strada. Prima Valentina avevi fatto riferimento ai pazienti oncologici, c'è un lungo dibattito anche politico, è entrato in vigore l'oblio oncologico, magari ci spieghi tu che cos'è. Sono lavoratori che potrebbero potenzialmente essere licenziati una volta scoperta la malattia perché si sentono storie di tutti i generi. Allora, ahimè, è una delle cose che ho imparato quando ho iniziato a fare questo lavoro, perché anche il malato oncologico può essere licenziato. I contratti nazionali prevedono, come detto, la conservazione del posto di lavoro per le malattie normali, passatemi sto termine. Per gli oncologici o per le malattie gravi esistono delle extension, quindi dei periodi ulteriori che vanno a garantire la conservazione del posto, ma poi alla fine purtroppo se non c'è una guarigione da tutto questo impasse il licenziamento esiste. Allora, noi avevamo fatto anche un percorso con il patronato di affiancamento proprio per i malati oncologici, perché accanto alla soluzione di cui parlavo prima esiste anche la pensione di inabilità, e questa è una pensione vera e propria che viene elargita dall'INPS quando il soggetto non ha alcuna capacità residua, quindi viene definito inabile. In questo caso l'istituto aggiunge i contributi che servono per andare in pensione e questa persona ha la possibilità quindi di percepire un trattamento pensionistico. Poi purtroppo io faccio anche discorsi sul lungo periodo, avere il riconoscimento di un'inabilità fa in modo che i superstiti, in questo caso la moglie piuttosto che i figli, abbiano diritto a una pensione di reversibilità con delle maggiorazioni. Voi capite che c'è una differenza e c'è una bella differenza dal punto di vista economico. Quindi inabilità lavorativa, purtroppo sono casi che accadono, possibilità di licenziamento sì. Possibilità di licenziamento sì. Da cosa dipende principalmente? Principalmente dipende dalla fine della malattia possibile.
E quindi se a me dovessero diagnosticare un tumore per cui ci vogliono 2 anni per la guarigione, è difficile da dire, però magari andando avanti con il tempo eccetera, questa malattia si prolunga per un tempo tale che l'azienda può dire è passato il tempo che... Potrebbero dirlo, poi ci sono altre cose che vengono messe a disposizione del lavoratore, ci sono 30 giorni per esempio in più, si chiamano permessi per cure, che vengono riconosciute sulla base della legge 104, su delle percentuali di invalidità acquisite, quindi la possibilità di vedere appunto periodi ulteriori per le gravi malattie, ma alla fine, se così è, chiaramente quello è la via ovvia. Ecco perché oggi dico a chi ci sta ascoltando, nel rispetto chiaramente delle condizioni di ognuno, di fare in modo di raggiungerci e di chiedere queste informazioni, perché davvero ho avuto la possibilità di comprendere anche direttamente che spesso le persone non sono a conoscenza di tutti questi strumenti legislativi che sono di tutela, e quindi ecco, andate a informarvi purtroppo, perché altrimenti se ne accorge troppo tardi. Assolutamente. Ecco. Abbiamo gli ultimi 5 minuti per affrontare il tema invece della legge 104. Sì. Allora, la legge 104 è una normativa che dà delle risposte, ecco, così ci riagganciamo un po' anche a questo ambito, dà delle risposte importanti a chi deve occuparsi, affiancare qualcuno che ha una grave malattia, una grave disabilità, ma anche al lavoratore stesso. Nel momento in cui io faccio la domanda di invalidità civile, faccio anche la richiesta per la legge 104, e se mi viene riconosciuta la connotazione di maggior gravità, che è il comma 3 di questa legge, posso io lavoratore direttamente chiedere 3 giorni di permessi retribuiti, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato, che sono per le cure specifiche, oppure posso chiedere anche la riduzione del mio orario di lavoro di 2 ore al giorno se il mio orario è superiore alle 6, e di 1 ora al giorno se lavoro meno di 6 ore. E anche questo è un aiuto importante, perché c'è la copertura previdenziale e anche la copertura contributiva. Nel merito mi ero anche segnata una super novità che è la legge 106 del 2005, che sostanzialmente è entrata in vigore da agosto del 2025, dove è stata riconosciuta per i soggetti invalidi al di sopra del 74% un ulteriore congedo, in questo caso non retribuito, fino a 24 mesi. Qual è la ratio legis? Semplicemente quella di protrarre, di allungare la possibilità di non essere di fatto licenziati. Mi viene da pensare, perché purtroppo la novità normativa non prevede né la retribuzione di questi 24 mesi né tantomeno la copertura. La copertura previdenziale la si ottiene riscattando a titolo oneroso questi periodi, quindi lo Stato ti dice: ti diamo altri 24 mesi che ti possono servire per stare meglio, ti conservi il tuo posto, però sai che devi vivere d'amore e felicità. E questo è un po' il senso della cosa. E poi ci sono anche 10 ore annue che vengono riconosciute sempre alle stesse condizioni, con lo stesso percorso, per l'espletamento delle visite di follow up, gli esami strumentali che purtroppo in alcuni casi sono necessari. Secondo te, dalle esperienze che ti arrivano in patronato, è ancora troppo poco? Sì, assolutamente sì. Per me è troppo poco, perché l'inserimento lavorativo del soggetto fragile ha delle declinazioni. Esiste la legge 68, che è una normativa importante che aiuta anche le aziende ad avere degli sgravi di tipo contributivi nel fare inserimento di soggetti disabili. Questa è una legge interessante, ma credete, è troppo poco, perché poi l'ineluttabilità delle cose costringono i soggetti a fare una scelta dove da una parte c'è l'esigenza di mantenere il posto di lavoro e dall'altra c'è la propria salute, e voi capite che questo è una scelta non fattibile, no? Certo. Ecco. Valentina, siamo alle battute finali. Cosa vuoi ricordare a chi ci segue?
Allora, io ricordo a tutti di informarsi, perché l'informazione è importante. Quando vi capita o capita direttamente al lavoratore o a familiari o ad amici di avere delle problematiche di salute, non esitate a raggiungere i posti dove potete avere delle informazioni. Non è semplice, molto spesso c'è un percorso un po' accidentato, quindi andate al patronato, abbiamo una struttura appunto che vi dà la possibilità di averle queste risposte, per cui informazione, prevenzione e attenzione. Valentina, grazie mille. Valentina, dalle feste del patronato, anzi diamo il ruolo corretto, responsabile area danni alla salute del patronato INCA della CGIL di Treviso. Valentina, grazie a voi. Grazie mille per questo spazio che ci hai dedicato, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a qui e a cui lascio alla programmazione pomeridiana della nostra rete. Appuntamento ai telegiornali dalle 18:25. Una buona giornata, arrivederci.